Siamo alle porte di Udine praticamente, perché facendo la strada che da Udine porta a Martignacco e poi subito dopo arriviamo a San Vito di Fagagna. Una volta San Vito era comune, adesso il comune si è diviso, San Vito fa comune per conto suo, prima conglobava altre località, ma San Vito è conosciuto un po' dappertutto per l'albergo. Così si chiamava, così lo chiamavano quelli un po' più anziani. Oggi si chiama al buon sta, al benstare, al buon stare, al buon mangiare, al buon bere. Lì la regina è Sara, la regina del bar Sara e sua sorella è in cucina, nessuno si permetta di comandare se non la mamma che è l'artista delle trippe, del baccalà, di tutte le specialità che l'osteria friulana deve saper offrire ai suoi avventori, ai suoi clienti. E beh, qui avventori e clienti ce ne sono, vengono anche da fuori per gustare le pietanze che la mamma di Sara riesce a cucinare ogni giorno, anche per asporto. E qui credetemi, perché io sono un frequentatore abbastanza fedele di questa osteria, il giovedì trippe e il venerdì baccalà bisogna mettersi in coda. Conosceremo nuove persone, conosceremo anche i maggiorenti del paese, ma soprattutto sentiremo i profumi di questa osteria di San Vito di Fagagna. Benvenuti a questo secondo appuntamento con Sapori e Profumi in Osteria, un viaggio nel nostro Friuli Venezia Giulia alla scoperta dei luoghi di aggregazione per eccellenza, le osterie, le trattorie, oggi ormai diventate trattorie del nostro Friuli storico. Siamo a San Vito di Fagagna, dietro di me al buon sta una osteria storica, tradizionale, che ha una storia molto particolare. Adesso entriamo e ce la facciamo raccontare dall'antico proprietario. Questa è un'osteria particolare, veramente, ha messo sempre stata, anche perché, come ho avuto modo di dire, mia nonna proviene da questa osteria, ovviamente nei secoli passati, e quindi tant'è che io mi chiamo Narciso perché il fratello di mia nonna si chiamava Narciso, ma comunque non mi piace il nome, preferisco farmi chiamare Ciso. Quindi ho frequentato da piccolo questa osteria, anche se negli anni 50 i ragazzini non potevano entrare in osteria, però io avevo questo privilegio per cui potevo entrare. E che cosa facevi in osteria? Innanzitutto venivo a chiamare mio nonno, mio papà, che giocavano a carte e non tornavano mai a casa, e quindi le donne a casa reclamavano la presenza, e non era certamente consuetudine che le mogli venissero in osteria a chiamare i mariti, e mandavano i ragazzini, no? E quindi, come le dicevo, non si poteva entrare, si mandava qualcuno dentro a chiamare, ma io avevo questo privilegio, quindi potevo entrare. Qualche volta mio nonno mi comprava le caramelle per mandarmi via, ma io insistevo fino a quando lo portavo a casa. Ecco, cosa dovrei dire. Quindi è sempre stata un'osteria tipica, certamente, di osteria che ha mantenuto la sua, diciamo, identità tipica, nonostante i vari passaggi che si sono susseguiti storicamente, insomma, e le gestioni, ma ha sempre avuto un ruolo ecco, fondamentale di osteria, di ristorante, specialmente nel periodo in cui l'ha gestita Isaia, è stata veramente, devo dire, all'apice, poi è andata un po', insomma, i tempi erano cambiati, e adesso devo dire che è tornata a risplendere grazie a queste tre bellezze, devo dire,
tipiche per la loro veramente genuinità, simpatia e savoir-faire, che non è da poco. La classe del saper far mangiare, perché la Gigliola ha un'arte speciale veramente nei suoi piatti. La Cristina, come avete potuto vedere, ha dato un tocco di raffinatezza, e quindi la Sara, con la sua autorevolezza, sa imporre e gestire l'ambiente come si deve. Ma una volta in questa osteria c'è mai stata un'ostessa, una donna, come adesso con queste tre brave cuoche e responsabili della osteria? Sì, beh, è chiaro che c'erano donne, anche se il gestore magari era il marito, però la donna ha sempre avuto un ruolo importante, magari non appariscente, diciamo così, perché in quella volta, ai tempi, ecco, diciamo, non era usanza, non lo so, o non aveva, o non erano i tempi perché la donna fosse in primo piano, ecco, o avesse raggiunto la parità, come si potrebbe dire oggi, che non è giusto. Non hanno la parità, ci hanno superati di gran lunga, e quindi sì, ci sono sempre state donne in questo locale che hanno saputo, ecco, gestire. Credo che nessun locale funzioni senza una donna. Qualche aneddoto di quando era piccolo, magari qualche bisticcio in osteria, magari per il gioco delle carte? Potrei raccontare, ci sono 1000 aneddoti qui che si possono raccontare, ma credo sia stato un periodo, 2 soci improvvisati hanno acquistato l'attrezzatura di un'azienda agricola e l'hanno depositata qui proprio fuori nel cortile dove c'erano i giochi delle bocce e quindi quant'altro. E quindi gli acquirenti, i possibili acquirenti che venivano a vedere gli attrezzi che potevano comprare, e le trattative duravano per l'intera giornata, se non addirittura per l'intera serata, e quindi poi bisognava mangiare pure qualcosa, no? Uno era abbastanza benestante, si chiamava Elio, e quindi aveva una cantina abbastanza fornita, però sai, i salami finivano, no? E quindi più di qualche volta succedeva che i salami erano finiti e andavano a rubarli nella cantina del proprietario, dal bacan, a chi era il padrone del locale, per fare o le frittate oppure il salame nell'aceto, insomma, no? A seconda della stagione che c'era. E questo è durato per diversi mesi, devo dire. E noi che eravamo un po' più piccoli ci divertivamo a guardare, a vedere e a bere. Anche nel periodo in cui c'è stata la gestione di Isaia non ha mai buttato fuori i ragazzini. Io ero già grande quella volta e quindi potevo, ma ha sempre avuto una particolare attenzione verso i giovani. E quindi, poi c'è stato il gioco delle bocce, ritornato a mettere in piedi, e quindi la società ha continuato con, ovviamente, alla fine di ogni partita non c'è stata una serata dove, finita la partita, chiudi i battenti e vai a casa, no. Si finisce sempre in gloria, si usa in Friuli, no? Sempre, perché il salmo finisca bene, bisogna sempre mangiare e bere. Che storia ha questa osteria? Questa osteria ha una storia abbastanza lunga. Diciamo che l'edificio è stato costruito agli inizi del Novecento ed era di proprietà di una famiglia, Pecile. Poi è stata acquistata questa parte di edificio proprio dove c'è l'osteria da mio nonno paterno, che si chiamava Aristide Fabbro, nel 1936. Lui è rientrato dagli Stati Uniti dopo aver fatto una decina d'anni l'emigrante,
avendo fatto una discreta fortuna, se vogliamo, è ritornato con i soldi dall'America e ha acquistato questo immobile con l'attività appunto di osteria. C'è da dire che la vecchia proprietà, diciamo, aveva anche un'altra attività qui fuori che si può ancora vedere, ed era la pesa pubblica. Spesso a quell'epoca la pesa, che era al servizio delle attività agricole naturalmente, quindi le pesate del bestiame, eccetera, anche dei prodotti agricoli, era strettamente collegata anche con l'attività dell'osteria, perché gli affari, la vendita, il commercio del bestiame avveniva spesso all'interno di queste attività. E quindi la famiglia poi si è divisa e la parte dedicata appunto all'osteria è stata acquistata da mio nonno. C'era anche un'attività di albergo, se vogliamo, c'erano delle camere che venivano affittate e infatti si chiamava albergo. Ancora oggi la gente conosce questo posto come lì dall'albergo, gli autoctoni, i paesani di San Vito, anche se in realtà oggi si chiama Albonsta. Che dire, in quegli anni erano anni difficili perché naturalmente eravamo poco prima della seconda guerra mondiale, erano anni dove non c'era un granché benessere qui nella zona. L'attività, quindi è l'abitazione della famiglia di mio nonno è rimasta qui in questa casa fino alla seconda metà degli anni 50. Poi mio nonno ha costruito qui dietro un altro immobile, un'altra casa. C'è da dire che qui sulla camera proprio qui sopra, al piano superiore, è nato anche mio papà, quindi lui è del 1941 e all'epoca abitavano e vivevano e lavoravano qui dentro con la famiglia. Nel 1957, anzi nel 1958, questo immobile è stato venduto da mio nonno ed è stato preso, diciamo così, da un'altra famiglia di San Vito che ha fatto un investimento e poi ha affittato questa struttura a un'altra famiglia che arrivava da Plasencis, qui sotto, il paese qui sotto, no? Confine. Famiglia Burlone Isaia, che ha iniziato a gestire questa attività. C'è da dire che Burlone Isaia poi è diventato mio nonno materno, perché mio papà e mia mamma si sono incontrati, erano confinanti, si sono sposati e quindi poi è nata anche questa situazione. Mio nonno materno, quindi Burlone Isaia, ha gestito questa attività fino al diciamo così, poco prima del 1980, 1978 credo, quindi subito dopo il terremoto, poi lui è andato in pensione e si è trasferito da un'altra parte. A questo punto mio papà ha deciso di riacquistare l'immobile e intestarlo a mia mamma, che diciamo che dopo il terremoto ci sono stati anche dei danni in questa struttura, per un periodo l'attività è stata mantenuta con un prefabbricato che era costruito qui fuori, finché poi sono stati fatti alcuni lavori di ristrutturazione e l'immobile ha assunto le caratteristiche che potete vedere adesso. Per una fase, per un periodo fino al 1990 l'abbiamo gestito direttamente noi, con mia mamma, ci ho lavorato anch'io un periodo fino appunto al 1990, poi ho proseguito con un'altra attività e dopodiché si sono susseguite alcune gestioni a cui abbiamo affidato in affitto appunto l'immobile e l'attività. In tempi recenti, 3 anni fa, dopo un periodo di chiusura del locale di circa 3 anni, così è maturata la possibilità di darlo di nuovo in gestione all'attuale coppia di sorelle Corvino di Fagagna,
che devo dire mi hanno fatto una corte spietata per poter avere questa possibilità di poter esercitare la loro attività all'interno di questa struttura, che quando l'hanno visto il locale, anche se era in condizioni, diciamo così, un pochettino di abbandono, visto la chiusura di 3 anni, insomma, di inattività, si sono innamorate del posto e hanno detto: questo è il locale che noi vogliamo sviluppare, vogliamo arredare come ci piace, è il nostro sogno. E mi hanno talmente insistito che ci hanno convinto la mia famiglia a darglielo in affitto, e devo dire che abbiamo fatto un'ottima scelta, anche perché il mio sogno era comunque quello che il locale dovesse riprendere le caratteristiche di gestione di mio nonno Isaia, quindi la cucina tradizionale friulana, fargli riprendere i connotati di antica osteria tipica friulana, che secondo me è un grosso valore che noi dobbiamo portare avanti a livello enogastronomico, turistico e storico del nostro Friuli. Da dove nasce la scelta di portare avanti questa lunga tradizione di questo locale storico? Allora, la scelta dell'osteria nasce, diciamo, dalla grande passione che ci lega, come potete vedere, al buon mangiare, al buon bere. Cercavamo un locale tipico perché ci teniamo molto a mantenere le tradizioni del nostro territorio. Crediamo molto ci siano tantissime realtà che possono offrire dei prodotti buonissimi. Viviamo in un posto bellissimo e quindi abbiamo avuto quest'idea, abbiamo conosciuto Michele, ci siamo fatti aiutare da Barberio e siamo riuscite a riaprire tutto questo da 2 anni e mezzo circa. Ecco, oltre a poter bere un buon bicchiere di vino, qui si mangia anche, si può anche comprare prodotti tipici della nostra terra. Sì, senz'altro. Noi seguiamo, diciamo, la stagionalità dei prodotti, abbiamo dei piatti che prepariamo sempre, quindi non so, tipo il venerdì trovate sempre il baccalà alla vicentina, il giovedì facciamo le trippe, facciamo il fricco, facciamo i piatti di orzo e fagioli, abbiamo i nostri taglieri con salumi che prendiamo da aziende agricole del territorio, cerchiamo di prendere, non so, i vini del Coglio, anche regionali, comunque rimaniamo, diciamo, sempre sul territorio, cerchiamo le aziende agricole di qua perché crediamo appunto molto nel valorizzare la nostra terra e i nostri prodotti. 3 donne in un'osteria? Sì, esatto, siamo io e mia sorella, con la mamma che ci insegna e ci svela i segreti, ci lascia un po' le ricette, cerchiamo di prendere spunto, la portiamo sempre con noi e speriamo, insomma, le cose vadano sempre bene. Per adesso siamo contente, anche se questo periodo, diciamo, non ci ha aiutato tantissimo. Lavoriamo molto anche con l'asporto, l'abbiamo sempre fatto da quando abbiamo aperto. Qualsiasi cosa che noi produciamo, anche perché i nostri piatti sono tutti giornalieri, noi ogni giorno facciamo un piatto nuovo, qualcosa di nuovo, e chi vuole ci chiama e può venire a prenderlo anche da portare a casa. La vera bellezza è l'entusiasmo, il piacere di accogliere chi entra in osteria per stare in compagnia, per condividere un momento della giornata. Sì, esatto, a noi piace molto questa idea, ci piace creare un ambiente familiare dove la gente viene sì per il buon bere, per il buon mangiare, ma anche per il piacere di stare appunto in compagnia, di trovarsi con gli amici, di parlare della quotidianità, insomma di tutte le cose, ed è per questo che ci piace appunto stare in un piccolo paese dove più o meno conosciamo tutti. Un locale che parla di storia nelle sue mura, nei suoi pavimenti, ma anche che ha un raffinato tocco femminile. Sì, abbiamo cercato di mantenere abbastanza, diciamo, la linea che c'era appunto nel pavimento, nel perlinato delle pareti, e l'arredamento è stato creato esclusivamente da noi, diciamo che di questo si occupa un po' più mia sorella nei dettagli e nelle piccole cose. Abbiamo cercato proprio di farlo come piaceva a noi. Siamo andate alla ricerca, non so, tipo delle ruote ai mercatini, delle vecchie casse panche, le credenze.
l'abbiamo insomma fatto appunto su immagine e somiglianza nostra. E dal banco adesso ci spostiamo nel cuore dell'osteria, nella cucina dove sono in fase di preparazione i piatti tipici di questo antico locale di San Vito di Fagagna. Il baccalà alla vicentina io lo prendo già battuto, poi lo metto a mollo e lo lascio 2-3 giorni, cambio l'acqua spesso e poi lo metto in padella con l'olio d'oliva, una bella cipolla con i chiodi di garofano infilati dentro e le foglie di alloro. E poi lo aggiungo il latte piano piano fino a quando è cotto. Comunque va 2-3 orette per fare il baccalà alla vicentina. Ne faccio tanto, abbondante e mi va via sempre. Poi qui abbiamo le trippe. Le trippe me le faccio tagliare del macellaio e anche qui con le sue erbette un po' di trito di cipolle, di cose così, e un po' sale e pepe, quelle cose delle erbette dell'orto. Qua abbiamo invece un po' di orzo e fagioli, che se ho il maestro, grazie, ecco. Orzo e fagioli che lo preparo magari il giorno prima perché viene più buona la cosa se è riposata una notte. Facciamo le cose tradizionali, il salame con l'aceto e la cipolla, poi si fa il musetto con la brovada, le cose friulane proprio nostre. Ma da quando cucina? Sempre, da sempre, perché mi piace tanto mangiare, quindi mi viene la voglia anche di provare a cucinare e io provo a far tutto, anche il pesce, tante cose, le provo e le faccio. E il suo grembiule ha una scritta particolare? Sì, perché piuttosto che fare senza niente, io mi sono almeno fatta la scritta, così sanno quello che posso prendere lavorando qualche ora, non tutto il giorno, ma qualche oretta anche per predicare un po' alle figlie, dare le ricette della nonna, della mamma e di tutti. Ecco alcuni dei nostri piatti della nostra osteria che vi proponiamo. Qui abbiamo il tagliere di salumi misti del territorio, tutti del territorio. Noi li prendiamo qui vicino all'azienda agricola Ranch di Pantianico. Qui abbiamo il lonzino, il lardo, la soppressa, la pancetta arrotolata. Questi sono i nostri taglieri che facciamo. Qui abbiamo una minestra d'orzo e fagioli, tipica friulana, la facciamo il giorno prima, così mantiene il sapore, si presenta meglio. Poi abbiamo il baccalà alla vicentina, che è stata spiegata la ricetta, e il baccalà mantecato, ottimo da fare sui crostini. In osteria vendiamo moltissimi crostini, moltissime tartine con il bicchiere d'altai. Le trippe, tutto anche per asporto, i fagioli in insalata, i piatti tipici del nostro Friuli, della cucina friulana contadina. Qui abbiamo un tagliere di formaggi, noi prendiamo il latteria di Fagagna con una giardiniera di sottoli misti, una glassa di cipolla e una marmellata di arancia senapata da gustare appositamente con i formaggi. Abbiamo gustato il baccalà e lo abbiamo annegato di nuovo, perché così impara, con dell'ottimo vino friulano, perché qui si trovano i vini della tradizione friulana, ma soprattutto si trova la simpatia, la cordialità di Sara, di sua sorella, e la bontà dei piatti che la mamma sa cucinare.
Noi vi diamo appuntamento allora alla prossima osteria, non mancate.